voi è particolarmente interessante la vostra operazione per due buoni motivi. Il primo è il fatto che la clientela emergente al Caffè Florian sono i russi in particolare, quelli che hanno una cultura alle spalle di grande qualità e quindi conoscono il Florian, vengono al Florian, e quindi questa vostra guida sfonda una porta aperta, perché noi avevamo proprio bisogno di aprire un colloquio, un dialogo con questo tipo di clientela che è di grande qualità. Io dico sempre l'importante è non solo il fatto di avere una qualità, ma il fatto di far passare attraverso i propri sentimenti un momento importante come quello del matrimonio. Allora, che città ci può essere al mondo se non Venezia per sposarsi? Venezia è sinonimo di amore, questa visione romantica, a volte anche abusata, ha fatto sì però che ci sia da parte di una clientela internazionale la gioia, la volontà, il desiderio, anche inconscio a volte, di poter trovare una location come Venezia incredibile. Il Caffè Florian poi in particolare ha un'affinità con l'amore, perché Giacomo Casanova nel 1720 il Florian venne aperto e da quel momento diventa il luogo di appuntamento di tutta l'intelligenza veneziana, da Carlo Goldoni, Gaspare Gozzi, e Casanova veniva al Florian. Allora c'è qualcuno che dice che nelle sale del Florian aleggia l'aura di Casanova e che porti bene sposarsi e baciarsi al Florian.